Bengala, fuochi d'artificio, stelline, 375.000 pezzi di articoli pirotecnici, 1,3 tonnellate di peso, tutti stoccati in modo pericoloso. È quello che hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Cittadella in due empori gestiti da cittadini cinesi, uno a Piombino Dese e l'altro a Campo San Piero. Articoli irregolari dal punto di vista della fabbricazione, ma conservati in magazzini adiacenti ai negozi, senza il rispetto delle regole stringenti dettate dal Ministero dell'Interno sulla detenzione di materiale esplodente. La nostra attività ispettiva si è concentrata in modo particolare nel verificare che tutte queste norme di sicurezza venissero rispettate. In tal caso sono stati trovati tali materiali accatastati in maniera non conforme, tale da rendere pericoloso il prodotto in sé. Quasi 400.000 euro il valore della merce sequestrata. I due titolari degli empori sono stati denunciati per fabbricazione e detenzione di materiale esplodente, ma anche per il mancato rispetto delle regole di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la presenza di un estintore coperto dagli articoli e reso di fatto inservibile. Dalla Guardia di Finanza l'invito alla prudenza nell'acquisto di questi articoli in vista del Capodanno. Invitiamo il consumatore a guardare sempre in maniera attenta le confezioni, gli imballaggi di tali prodotti, che queste non vengano che siano sempre integre, che non vengano venduti pezzi singoli che potrebbero in tal caso lasciare spazio al dubbio che tali materiali possano essere stati in qualche modo manomessi o comunque custoditi in una fase precedente in maniera non sicura.